mai ferite come 2000 anni fa nella Domenica delle Palme. Il vescovo Monsignor Tomasi parla della meschinità del potere, processione e scambio di ramoscello d'olivo. Stiamo tornando alla normalità. Il primo no all'accoglienza arriva dal sindaco di Cimadolmo. Tanti minori non accompagnati che stanno arrivando. Se non ci saranno regole di gestione diventeranno inevitabilmente un problema per le nostre comunità. Dal carburante all'energia, alla carne sulle tavole pasquali sarà più cara per i costi di trasporto e di mantenimento delle celle frigorifere. I produttori cercheranno di attutire il colpo. Razzia di cellulari al negozio Wind di Piazza Borsa, un colpo perfetto messo a segno senza che nessuno abbia sentito nulla sulle tracce dei ladri fantasmi. La polizia. L'opposizione a Conegliano contro il sindaco Fabio Chies sulla questione Teatro Accademia. Serve spingere sull'acceleratore, creare la fondazione che salverà il teatro, basta perdere tempo. Festività pasquali, domenica ecologica, portano visitatori in città, tornano finalmente i turisti stranieri, pochi i disagi per gli automobilisti. Opere edite e inedite, sezione noir, ecco chi ha vinto la 6ª edizione del premio letterario Giorgione. Dopo un anno di pausa si torna a teatro in presenza, 10 finalisti per ogni sezione, molti i veneti premiati. TG Treviso, buonasera, ben ritrovati. Una riflessione dedicata alle armi, alla violenza, al potere. È partito da qui il ragionamento, un'omelia dedicata alla Domenica delle Palme che di fatto apre la settimana santa del vescovo Monsignor Michele Tomasi. Inevitabile il paragone con la stessa omelia che ha fatto Papa Francesco proprio questa mattina a San Pietro. Abbiamo iniziato fuori dalla chiesa, il primo entusiasmo accogliente di Gesù a Gerusalemme e poi improvvisa la passione, il tradimento, il rinnegamento, la cecità di tutti, accecati ciascuno a modo suo dal potere. Potere come sopraffazione dell'inerme, non come servizio, è stato il punto di partenza della riflessione del vescovo di Treviso, Monsignor Michele Tomasi, per la celebrazione della Domenica delle Palme, mentre in Ucraina si continua a combattere e a morire. Potere di allora e potere di oggi, nella continua lotta tra ragione e sopraffazione. Perché siamo accecati dalle lusinghe di piccoli e grandi poteri, tutti piccolissimi in fondo, per quanto apparentemente gloriosi e imperiali, tutti meschini. La meschinità del potere fine a se stesso, imposto ora come oltre 2000 anni fa, con lame e spade, quelle sfoderate la notte della passione sull'orto degli ulivi e del tradimento. Siamo ancora noi ora come loro a quel tempo a discutere di spade. Quante volte hanno parlato di spade in questa passione? Quanto parliamo di armi in questo nostro tempo? Davanti a tutto questo il vescovo pone a tutti una domanda. Davvero? Ma davvero ci serve essere più grandi di qualcuno? Perché in compagnia del mite vittorioso sulla morte, proprio attraverso la sua non violenta mitezza, e ci costringiamo ancora a far subire al Cristo la passione e con Lui ai tanti crocifissi della storia. Infine il monito contro il male, risultato di un potere insensato. Sterile e maledetta, un'esistenza che uccide il giusto, espelle ogni onore, pensa di essere giusta e distrugge il legno verde, tentando così di far rivivere un legno secco. Una guerra che purtroppo sta alimentando il lungo fiume umano e di profughi e sfollati che stanno arrivando nel nostro territorio, ed è arrivato oggi, nel giorno della Domenica delle Palme, il primo no all'accoglienza. Arriva dal sindaco di Cimadolmo, sentite perché. Se Cimadolmo in realtà, che è un paese che si sa che è accogliente, volesse in tal caso avere 10 bambini in affido e se i bambini rimangono in giro e non si sa poi come in realtà regolarizzare, per il comune sono 400.000 euro all'anno. A Cimadolmo il sindaco polemicamente dice no all'arrivo di nuovi minori dall'Ucraina e lo fa dopo l'ennesima e burocratica comunicazione del Ministero. È arrivata una circolare da parte del Ministero degli Interni che fa interessare normalmente come consuetudine nelle prefetture a intervenire sul sistema o sul problema ucraino.
ma in realtà mi è arrivata anche un tipo di convenzione già formata in conferenza dei sindaci, dove sono rimasto un pochettino perplesso, un pochettino basito e stupito. Perché? È arrivata una convenzione in realtà che ci specifica a noi sindaci di intervenire con la Caritas, con giustamente tutto il meccanismo che c'è attorno, in realtà di poter accogliere questi bambini, per poter accogliere gli ucraini. Ma il problema principale generale è il fatto che sia a livello provvisorio, ma non a livello definitivo. E si riferiscono specialmente ai minori. La maggior parte dei minori sono minori che non sono accompagnati, quindi non si può aiutare questo bambino, cercare un tipo di accoglienza con le famiglie, perché il problema verrà fra un mese, fra 2 mesi, fra 3 mesi. Quando l'emergenza cesserà, rimarranno i bambini e i relativi costi da sostenere. Quanto costa un bambino, quanto costa un minore a una comunità? Beh, noi attualmente stiamo gestendo 2 minori qua a Cimadolmo e ci costano 3.480 euro al mese, quindi 2 ci costano sui 7.000 euro quasi, e in un anno sono 80.000 euro. E cosa facciamo allora? Non basta il caro bollette, non basta tutte le problematiche che abbiamo avuto col Covid. Un comune di 4.000 abitanti non può mantenere il suo sistema qua. Quindi lei dice bisogna trovare, intanto creare, diciamo così, le regole per un eventuale affido, un'eventuale adozione, e dopo allora si possono accettare questi bambini. Ma è normale, ma è una cosa che sia rapida e veloce. Un tetto ai prezzi, ma anche un nuovo finanziamento agli ammortizzatori sociali. Serve un intervento coraggioso del governo, a dirlo è Cristian Ferrari, segretario veneto della CGIL, ora approdato alla segreteria nazionale del sindacato. Siamo tutti di fronte ad un'alternativa secca: o si lavora per far cessare il prima possibile questo conflitto e quindi per trovare una soluzione diplomatica e politica, oppure si lavora per prolungarlo nell'illusione che la crisi ucraina possa trovare una soluzione militare. Noi siamo convintamente per la prima opzione. Nuovo inno al potere della diplomazia, che dopo le parole del presidente Luca Zaia espresse ieri alla fiera di Godica di Sant'Urbano e ribadite questa mattina al Vinitali, viene lanciato anche dalla CGIL con le dichiarazioni dell'ex segretario veneto Cristian Ferrari, da pochi giorni chiamato dal leader Landini alla segreteria nazionale. Parla Ferrari di situazione potenzialmente dirompente tra inflazione e crisi energetica. Il rischio recessione, dice, è reale. Noi abbiamo un rischio doppio per le persone, per i cittadini, soprattutto quelli più deboli, quelli più esposti, quelli più fragili. Pensate soltanto che con questi livelli di inflazione si perdono 1 o 2 mensilità in un solo anno di stipendio, di salario o di pensione. E poi il sistema produttivo. Noi, se lo scenario non cambia, andiamo nel giro di poche settimane verso una prospettiva addirittura di blocchi produttivi. Una situazione che si aggiunge alla crisi non ancora superata, innescata dalla pandemia, con la differenza che 2 anni fa il governo scelse di intervenire in maniera importante, mentre ora sembra essere incapace, chiosa Ferrari, di scelte altrettanto coraggiose. Mentre allora la politica, il governo, sia italiano che europeo, seppe dare una risposta fortissima attraverso 180 miliardi di scostamento di bilancio, oggi questa risposta ancora non si vede. Siamo in presenza di provvedimenti tampone che sono largamente insufficienti ad affrontare una vera e propria emergenza. Una risposta che è chiesta a gran voce, soprattutto in questi giorni, da tutta la filiera dell'agroalimentare. I prezzi del formaggio, ma anche e soprattutto della carne a Pasqua saranno più alti. Se dormire in un albergo pensione costerà a Pasqua in media il 9,3% in più rispetto allo scorso anno, muoversi per raggiungere mete turistiche costerà in media il 13,8% in più. Con la stangata dei carburanti anche le tavole pasquali saranno un po' più care, aumenti meno considerevoli rispetto alle altre voci di spesa, perché tutti i produttori legati alla fiera dell'agroalimentare stanno accollando su di sé gli aumenti delle materie prime degli ultimi mesi. A sostenerlo è il presidente del gruppo FIDA di Confcommercio, che rappresenta tutti i venditori dell'agroalimentare al dettaglio, che sulla base degli ultimi rapporti trimestrali sta già registrando un calo dei consumi considerevole. Tutta la filiera produttiva si è sobbarcata nelle spalle quello che è il maggior costo, e questo era proprio per arrivare a Pasqua, per augurarci anche una buona Pasqua, per godere della Pasqua e soprattutto perché i nostri trevigiani, i veneti, la nostra popolazione ha questo desiderio
di vivere questo momento assolutamente importante per la comunità. Preoccupa il dopo Pasqua ad aumentare latte, formaggi e carne. Le carni, perché effettivamente, come dicevo prima, i trasporti e tutto quello che è il necessario per il buon mantenimento anche della carne, quindi l'energia elettrica dei frigoriferi, tutto questo incide tantissimo. Quello che però preoccupa molto, non perché è fatalità il mio settore, ma è proprio quello caseario, perché rischiamo la reale e concreta chiusura delle stalle. I bovini divorano dai 20 ai 30 kg di foraggi al giorno, l'alimentazione incide per il 30% sul costo finale. Martedì sera Fida ha organizzato un incontro tra produttori del Trevigiano per gettare le basi per superare insieme questo momento. Insieme dobbiamo veramente trovare delle soluzioni e capire anche quanto fiato ha uno, perché io mi sono trovato con qualcuno che è arrivato a dirmi: guarda Riccardo, che io fra poco chiudo, non ce la faccio più. E poi ci sono i bambini, quale impatto hanno le immagini della guerra sui bambini? Ci ha pensato la scuola d'infanzia di Santa Maria della Rovere a Treviso, che ha ideato una vera e propria terapia del canto. Non è l'Antoniano di Bologna, ma di certo potrebbero concorrere allo Zecchino d'Oro. Sono i bambini di Suor Rosalba, della scuola d'infanzia Carmen Frova di Santa Maria del Rovere a Treviso. E il canto è un modo per esorcizzare le paure della guerra che ogni giorno arrivano dalla televisione. All'inizio della Quaresima abbiamo fatto un cammino appunto su questo, sulla pace, ecco perché aveva iniziato la guerra, e per fare crescere i bambini, dare questi sentimenti ai bambini che possono poi a loro volta essere portatori di pace. Percorso che portiamo avanti sempre, quotidianamente, in particolar modo anche attraverso i canti. Questi bambini che domande vi fanno? La domanda fondamentale è perché, cosa succede, come reagiscono i bambini come loro, e quindi noi cerchiamo in qualche modo di rendere la cosa un po' più leggera. Alleggerire ma non nascondere la verità della guerra, il consiglio ai genitori. Dire le cose come stanno, perché negare quello che sta succedendo sarebbe controproducente per loro. Quindi rispondere in maniera sincera, dire la verità, ovviamente usando termini leggeri che i bambini capiscano. Ecco che il canto diventa un modo di affrontare la guerra proteggendo gli inermi. Ecco perché la pace è la speranza che i bambini, le famiglie, la preghiera ci fa desiderare tutti. Una preghiera che diventa accoglienza, che diventa solidarietà. Difatti daremo prossimamente le aule del nostro oratorio perché i bambini ucraini che si trovano qui a Treviso possano imparare l'italiano e quindi fraternizzare anche con la nostra città. Solidarietà e fraternità, ma soprattutto un messaggio dei più piccoli a chi la fa la guerra. Chi è che vuol dire qualcosa sulla guerra? Io no. Tu no? E tu cosa vuoi dire? Gli aerei devono fare pace subito. Siamo alla cronaca, razzia di cellulari al negozio Wind di Piazza Borsa, siamo nel cuore di Treviso. Secondo una prima ricostruzione che è stata fornita dalla questura che sta indagando su quanto successo, i malviventi sarebbero entrati nel locale da una finestra sul retro del negozio per poi rubare fondo cassa e gli smartphone esposti, bottino oltre 10.000 euro. A scoprire il furto i dipendenti del negozio quando al mattino seguente hanno rialzato le saracinesche. Il colpo potrebbe essere, come appunto dicevamo, di diverse migliaia di euro, bottino comunque ancora da quantificare. Sul colpo sta indagando la polizia. Ci spostiamo a Ponte di Piave per la giornata dedicata alla salute. Il municipio ha aperto le porte per erogare prestazioni alla cittadinanza. Le persone che abbiamo visto erano un target di pazienti anziani con problematiche di presbiacusia, qualcuno che ha lavorato nei rumori, quindi una tecnopatia,
e anche pazienti con acufeni. 25 persone si sono sottoposte a screening auditivo, 14 sono state invece le visite senologiche effettuate grazie al dottor Rizzetto della Breast Unit dell'ULS 2 insieme alla LILT. 20 persone hanno partecipato allo screening della vista grazie alla disponibilità del centro ottico da Corà e sono oltre 100 a fine giornata le prestazioni gratuite erogate nella giornata della salute organizzata dal comune di Ponte di Piave. In campo anche l'associazione Incontinenti Stomizzati del Veneto che raggruppa 8 associazioni locali. A Ponte di Piave c'era quella trevigiana. Tra le prestazioni erogate anche i check-up degli Amici del Cuore. Ormai c'è la pena di aver fatto questo check-up solo anche per 2 persone che abbiamo trovato una glicemia altissima, un colesterolo molto alto, non nella stessa persona, e delle pressioni al di sopra di 200 di pressione arteriosa. Persone che a causa del Covid avevano smesso di tenersi sotto controllo. Per l'occasione il municipio si è così trasformato in una sorta di cittadella della salute, in quello che è diventato un appuntamento fisso offerto alla cittadinanza di Ponte di Piave, riproposto dopo le restrizioni sanitarie degli ultimi anni. Davvero in questa modalità credo che la popolazione di Ponte di Piave abbia potuto trovare una risposta nella prevenzione. Un'ulteriore iniziativa che partirà a breve sarà Ponte di Piave Longeva grazie ai nostri servizi sociali ed è quell'attività dedicata agli ultrasettantenni proprio per una prevenzione della prevenzione al decadimento cognitivo. A tra poco, andiamo in pubblicità. Ben ritrovati, TG Treviso. In pandemia sono state le donne dal punto di vista lavorativo ad avere più difficoltà. Un convegno della CGIL sulla parità di genere ha affrontato proprio questa tematica. I 2 anni di pandemia hanno prodotto un elevato numero di dimissioni dal lavoro da parte delle donne trevigiane, con una rilevante differenza rispetto agli uomini. Se ne è parlato nel corso del convegno Parità e Opportunità, fortemente voluto dalla CGIL Treviso, per tornare a discutere di questo tema e volgerlo in positivo, ma anche esaminare da vicino l'ulteriore divario tra i 2 generi prodotto dallo stop forzato e dalla crisi. In provincia di Treviso, ad esempio, a fronte di un incremento medio nelle dimissioni che si sono registrate nel 2021, il 13% è stato l'incremento osservato per gli uomini contro un 20% dell'incremento delle dimissioni nel caso delle donne. Dati di cui prendere atto in un contesto generale che necessita, secondo il sindacato, di un cambio di prospettiva. La crescita, anche per quanto riguarda la donna, riguarda esclusivamente contratti a termine o contratti part-time e solo su settori specifici. Questo è il cambio culturale che noi vorremmo mettere in campo. Il tema dell'accesso al mondo del lavoro è legato ai servizi, quindi a quanti servizi le donne hanno, perché il lavoro di cura è ancora a carico soprattutto delle donne. Per quanto riguarda la contrattazione, noi possiamo trovare degli strumenti di flessibilità che permettano alle donne anche di gestire questo tipo di impegni, alle donne e agli uomini, perché la condivisione è un tema fondamentale delle nostre trattative sindacali. Un tema per la consigliera regionale del Partito Democratico Vanessa Camani che deve essere prioritario nell'agenda della regione. Ad esempio il PNRR, le risorse che arriveranno dall'Europa tramite Roma in questa regione devono a nostro giudizio essere assolutamente reindirizzate in azioni ed interventi che impattino in maniera diretta anche sulla possibilità di accedere in maniera paritaria per le donne ad alcuni servizi e ad alcuni beni. Pensiamo che sia una possibilità che va colta e sarebbe gravissimo se la regione del Veneto non intuisse, non cogliesse questa opportunità. Ci spostiamo a Conegliano, futuro del Teatro Accademia. L'opposizione chiede a Fabio Chessa di spingere sull'acceleratore, dice bisogna fare in fretta. L'ultimo a dare forfait è stato il cantautore Fabio Concato, annunciando che non potrà esibirsi a Conegliano per i problemi che affliggono il Teatro Accademia, la cui proprietà è in attesa di un accordo con l'amministrazione comunale. Questa è la versione ufficiale, mentre voci di piazza parlano di una distanza siderale tra le idee del sindaco Fabio Chies e la proprietà. Altro che fondazione, sottolineano fonti ben informate, qui si tratta invece di finzione, con l'obiettivo di convertire la struttura in appartamenti extra lusso con vista sulla piazza, simbolo della città. In tutto questo pare che la vicenda crei più di qualche scricchiolio in giunta, fomentato anche dalle opposizioni, Lega in testa, che accusano apertamente il sindaco di immobilismo.
Il Comune deve prendere posizione, no? Il Comune deve prendere posizione e deve porre dei vincoli, dei limiti, diciamo, all'uso dell'immobile, cercando di fare il possibile per mantenerlo come in questo momento come patrimonio della città. Lega che insiste con il sindaco, deve essere più concreto, puntando tutto sulla fondazione pubblico-privata con vincoli di tutela del teatro. Ci deve essere un accordo tra l'amministrazione pubblica, il privato e gli imprenditori del territorio, ponendo dei limiti indubbiamente. Qualche scricchiolio anche in regione tra alleati Fratelli d'Italia e Lega dopo la fuoriuscita dalla Lega del sindaco di Arcade che è virato verso Fratelli d'Italia. Ne abbiamo parlato con il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Tommaso Razzolini. Queste tensioni Lega, Fratelli d'Italia ci sono, stanno aumentando perché pare che insomma cominci a esserci qualche dissenso. Ma non credo, nel senso che se riguarda la mozione che ho presentato io, comunque avevo anche ottenuto prima di presentare la mozione un accordo sulle modifiche con il capogruppo e anche con l'assessore proprio per evitare tensioni eccetera. Dopo durante il dibattito probabilmente è stata cambiata idea, però insomma noi abbiamo tenuto una linea coerente nostra. Non credo che si sia rotto un equilibrio, la collaborazione e l'alleanza rimane. Ovvio che Fratelli d'Italia sta diventando un partito sempre più appetibile perché sta riprendendo tutta quella parte di amministratori di centrodestra che non si risentono, non si ritrovano nella Lega perché magari una volta erano di Alleanza Nazionale, erano del PDL e ora vedono bene Fratelli d'Italia come partito e in Fratelli d'Italia vogliono continuare il loro percorso politico. Nulla contro nessuno, noi non è che andiamo a cercare gli altri, sono gli altri, gli amministratori, i sindaci che vengono da noi. Da centro vaccinale della sinistra Piave finalmente a centro espositivo, stiamo parlando della fiera di Godega di Sant'Urbano che domani sera terminerà. Molta la soddisfazione da parte del sindaco Paola Guzzo. Cosa si prova a tornare a riaprire una fiera dopo aver fatto qui dentro l'hub? Un'emozione grande, devo dire. Noi abbiamo ospitato per oltre un anno le operazioni vaccinali all'interno appunto dei nostri padiglioni. Tornare alla normalità per Godega è stato riaprire la fiera alle aziende. L'ha ribadito anche il presidente Zaia nel corso dell'inaugurazione con un taglio del nastro coronato dai palloncini bianchi inneggianti la pace. Vi ricordo che l'ultima fiera che abbiamo fatto qui si è fatta a marzo 2019. Dopo solo ne passa un rullo compressore, cioè noi abbiamo fatto al 21 di aprile, sono 26 mesi di Covid. Una ripartenza per Godega con grandi prospettive. Noi vogliamo crescere, quindi pensare in grande per l'antica fiera di Godega, crescere sempre di più. Quest'anno è stato introdotto il nuovo salone del Veneto del turismo sostenibile, è una novità importante questa per i nostri territori, però sicuramente porteremo altre novità, come vogliamo crescere sotto altri aspetti, quindi portare nuovi eventi. Infine una stoccata a Santa Lucia e la presunta indifferenza nel campanilismo di Godega al progetto di unificazione Fiere del Piave. In realtà questo è sbagliato, noi siamo inseriti all'interno delle Fiere del Piave, quindi noi facciamo parte delle Fiere del Piave e siamo sempre pronti a collaborare, noi siamo qui. Città senza auto ma anche senza multe perché si è svolta senza particolari disagi la domenica ecologica a Treviso con il centro interdetto alle automobili. Considerevole il flusso di auto in direzione mare, complice anche la bella giornata, ma il centro ha potuto comunque contare su una buona dose di visitatori. Molti anche i turisti stranieri, francesi, tedeschi e polacchi che hanno raggiunto la città in questo weekend. Sono diventati una presenza massiccia soprattutto negli ultimi 2 weekend i turisti. La conferma arriva da Andrea Penzuaiello di Veneto Imprese Unite, centro dunque vivace e frizzante e come dicevamo senza particolari disagi. La giornata ecologica si ripeterà anche nel prossimo fine settimana, questa volta lunedì 18 aprile, dunque giorno di Pasquetta, anziché domenica 24 aprile come inizialmente previsto dall'amministrazione comunale. L'obiettivo è quello di tutelare l'ambito urbano limitando eventuali disagi alla viabilità. Castelfranco ora perché dopo 3 anni è tornato in presenza il premio Giorgione. Andiamo a vedere le premiazioni. Armando Solaroli aveva caldo e già sudava copiosamente. Guidava una vecchia vettura in cui l'aria condizionata non funzionava mai. Da 3 anni mancava a teatro, finale di grande qualità per il premio letterario nazionale Giorgione, un riconoscimento che per la sua storia ha sempre portato fortuna ai suoi vincitori. Il podio di questa 6ª edizione è tutto veneto, per 2/3 trevigiano.
Vincitore del premio per la sezione inediti è Angela Flori con Se puoi vieni a baciarmi quando torni. Vince per la sezione romanzi inediti Angela Flori con Se puoi vieni a baciarmi quando torni. La Frosinate, che ora potrà pubblicare l'opera per Panda Edizioni, sponsor del premio, insieme a Dentro Centro, riassume con queste parole la grande forza del suo testo. Il fatto che i due personaggi rinforzino a vicenda, sebbene non si siano mai conosciuti, un senso di ricerca della felicità che appartiene poi a ciascuno di noi. Al primo posto per la sezione romanzi editi si è classificato Michele Benettello con Maida Vale. È un gioco di parole. Maida Vale è una stazione della metropolitana di Londra, però ci si può fare un gioco di parole anche con la lingua italiana. Una storia più che complicata, che si dipana nel tempo, lungo gli anni. Primo posto per la sezione Panda Noir per la fiorentina Lucia Serracca con Salmo 24esimo, un romanzo ambientato a Venezia. La bellezza della città mi ha talmente colpita che, amando la scrittura fin da sempre, ho pensato che valeva la pena scrivere qualcosa che si ambientasse a Venezia e che anzi facesse diventare proprio la città un personaggio del romanzo. Herman Zed, menzione d'onore per la categoria Panda Noir. L'hanno definito noir sghembo lagunare, nel senso che è sì un noir, però non presenta i canoni classici del noir, esce anche lì un po' dal seminato. Peculiarità maggiore che si ride amaramente, è un noir tutto sommato con delle punte anche di comicità. La cerimonia di premiazione è stata anche l'occasione di un momento di spettacolo con Sin Lucariello Quartet e Signor Tango. Siamo molto orgogliosi, il premio Giorgione ha assunto una chiave nazionale ormai importante e anche porta con sé fortuna. Vincitori di passate edizioni oggi si trovano a scalare classifiche importanti a livello nazionale, parlando appunto di premi letterali. Ad Asolo per la mostra Brion Vega, che appunto racconta come un marchio e ovviamente anche un'impresa tutta trevigiana hanno cambiato la storia del design, ma anche l'organizzazione del lavoro. È una radio, è un oggetto di design, ma soprattutto uno dei simboli di uno stile nell'organizzazione del lavoro. È il cubo originale della Brion Vega, azienda che ha scritto un capitolo importante del Made in Italy nel mondo. Radio ma anche televisori, come questo in palissandro, dove l'armonia del legno circonda la tecnologia del tubo catodico. Oggetti meglio capitoli di una storia straordinaria partita da Caselle d'Altivole e Santa Giustina in Colle, dall'amore tra Giuseppe e Onorina e dall'esperienza di Leone Paietta, che portò nella Milano del dopoguerra dalla Radio Marelli alla prima BPM, diventata Vega Milano, e poi con il ritorno di Giuseppe Brion ad Asolo, Brion Vega. Una fabbrica di giovani dove il capo aveva appena 30 anni. Quando le hanno detto lei va ad Asolo da Milano, che cosa ha pensato? Beh, ho detto un'occasione che non posso perdere. Questi giovani, perché erano tutte ragazzine di 16, 17, 18 anni, io sono rimasto allibito. Non facevo tempo di insegnare una cosa che l'avevano messa nel computer. Bellezza e funzionalità gli obiettivi dei coniugi Brion, che dalle radio e dalle televisioni contagiarono anche la progettazione della fabbrica ai piedi della Rocca. Questa fabbrica fu fatta progettare a uno dei designer che aveva realizzato i pezzi più importanti della Brion Vega, Marco Zanuso, un architetto e professionista milanese molto importante, che ha fatto questo progetto, una fabbrica bella. Una fabbrica dove il ciclo lavorativo era innovativo sia per spazi che per qualità della vita. Mi sentivo un privilegiato, veramente, perché era un'azienda bella, solare, era un'azienda dove si lavorava in maniera veramente e si era contenti. Innovativa anche nel rispetto per il lavoro femminile, pagato tanto quanto maschile, impensabile in quegli anni, soprattutto per le giovanissime. Io avevo 16 anni e mezzo, per cui per me mi si apriva la giovinezza e la voglia di indipendenza economica. Per molti non un lavoro, ma un vero e proprio amore per quello che costruivano, al punto di comprarselo seppur a rate. Prodotto dei quali io ero innamorata persa, tanto per dire un aneddoto, quando io e anche mia sorella che lavorava assieme a me abbiamo deciso di fare la pazzia di comprare lo stereo, quello bello, che costava come un'utilitaria. Abbiamo fatto rate mensili per poter pagarci questo apparecchio
che era di una bellezza e lo è tuttora. Per inciso, lo stesso modello venne acquistato in quegli anni da David Bowie e nel 2016 è stato battuto all'asta per oltre 215.000 euro. Brion Vega oggi non è più ad Asolo e la fabbrica è stata convertita al ciclismo. Resta comunque l'opera d'arte di territorio e di economia sociale che è stata Brion Vega ed ora una mostra tutta da visitare. Significa riportare alla luce una parte della nostra storia e dare conoscenza alle persone che oggi vivono Asolo e il territorio o ai curiosi di quella che è stata un progetto imprenditoriale di altissimo livello. Sono stati oltre 3.000 visitatori per la 13ª edizione della mostra auto e moto d'epoca realizzata negli spazi dell'ex Pagnosin. La passione dei trevigiani non solo per carrozzerie e motori. Nella copertina firmata dal nostro Renato Capoia. Con questa copertina noi chiudiamo il telegiornale, ci salutiamo e vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia. Arrivederci. Nuvolari e basso di statura, nuvolari e al di sotto del normale. Nuvolari a 50 kg d'ossa, Nuvolari ha un corpo eccezionale. Nuvolari alle mani come artigli, Nuvolari ha un talismano contro i mali. Il suo sguardo è di un falco per i figli, i suoi muscoli sono muscoli eccezionali. C'è sempre un numero in più nel destino quando corre Nuvolari. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia. Laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Benvenuti al Meteo. La tendenza per l'inizio della settimana evidenzia una situazione buona con l'anticiclone che domina sul nostro territorio. Vediamo il dettaglio di lunedì 11 aprile. Sul Veneto condizioni di bel tempo, la grafica è eloquente, sarà una splendida giornata di sole, il cielo si presenterà sereno o al massimo con qualche velatura, aria tersa e ottima visibilità. Temperature in ripresa, minime tra 2 e 8 gradi, massime comprese invece tra i 14 e i 18 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui ampio soleggiamento, il cielo sarà sereno e sgombro da nubi. Temperature minime tra 3 e 8 gradi, massime sui 14-16 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove avremo poche novità, prevarrà il sole con delle nubi alte innocue in transito. Temperature minime intorno ai 5 gradi, massime sui 21 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.